L'entrata in vigore del certificato verde nel pieno della stagione turistica sta creando problemi agli operatori, soprattutto a quelli che non hanno spazi all'aperto e ai vacanzieri che, per motivi diversi, non sono in possesso della certificazione. Il Covid ha lasciato il segno anche sul modo di progettare le vacanze, dunque, e sempre più persone scelgono il turismo all'aria aperta. Nell'ultimo decreto del governo, per soggiornare nei campeggi e nelle strutture all'aperto non è necessario esibire il Green Pass, perché garantiscono il distanziamento e permettono di fare attività come il servizio di ristorazione e l'utilizzo delle piscine all'aria aperta. Faita Federcamping Sardegna nel sottolineare che le loro strutture sono sicure e che si registra un aumento dell'apprezzamento non solo degli stranieri ma anche degli italiani che sempre di più scelgono il campeggio per le vacanze, stila un primo bilancio della stagione. 6 mesi primaverili sono andati sotto le aspettative di ripresa che ci aspettavamo, commenta il presidente Nicola Napolitano, anche per via dell'incertezza dovuta alle modalità di istituzione del Green Pass. È anche vero che il 2022 potrebbe rappresentare il ritorno alla normalità e garantire i numeri del 2019. Per la nostra isola, conclude Napolitano, continua ad essere cruciale il nodo dei trasporti, dal momento che disservizi e rincari sono oramai una costante. Questo è un vero e proprio deterrente per la crescita economica e turistica della nostra regione, per il quale chiediamo alla regione e al governo di trovare soluzioni immediate.